Cari genitori, che nome volete dare al vostro bambino? Flavio. E per Flavio che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per Flavio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché l'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, madrina, siete disposta ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Bene, Flavio, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti ricorda che in suo nome io ti segno con il segno della croce, e dopo di me anche voi, i genitori, il padrino e la madrina, farete sul vostro bambino soltanto il segno di Cristo Santo. Diciamo insieme: gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra noi chiediamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria e immensa. Signore Dio del cielo e del mare, Signore Dio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio agente Dio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra solitudine. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu sono il Santo, tu sono il Signore, tu sono l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio che mostri ai tuoi amanti la luce della verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che conforta. Per il nostro Signore Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: vattene, veggente, e ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane, e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del Re ed è il tempio del Regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un anziano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Ve
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto, per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre a Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati anche noi fatti eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere all'ode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avete in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è capace e caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio sia acquistato all'ode della sua gloria. Parola di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici, parenti, soprattutto a voi, Vincenzo e Ammara, presentate Flavio perché possa ricevere il battesimo insieme naturalmente alla padrina, ai nostri familiari, per questo momento di festa e di allegria. La nascita di un bambino, di un figlio, è sempre un momento grande di gioia, di allegria nella famiglia, però per noi come comunità cristiana è anche un grande momento di speranza, perché con l'ingresso oggi, con il battesimo, fa parte anche della famiglia cristiana, della famiglia
spirituale della Chiesa. Ed è bello che nella Chiesa cattolica noi abbiamo questa tradizione bella, forte, radicata nei secoli di battezzare i bambini più o meno appena nati, no? O comunque nel primo anno, no? Della nascita, perché è una bella tradizione. Alcuni spesse volte, io lo ripeto, quando c'erano i battesimi mi chiedono, no? Quante volte l'ho chiesto anche a Don Vincenzo, no? Ma perché la Chiesa cattolica continua ancora a battezzare i bambini, no? Perché non aspettiamo che diventano adulti così, no? Quando uno diventa adulto poi può scegliere, no? Se essere cattolico o no. Ed io rispondo sempre dicendo che il battesimo è un dono, come la vita è un dono, e i doni si ricevono gratuitamente, no? Poi uno con gli anni può decidere se questi doni accettarli o meno, però Mara e Vincenzo non è che aspettano 18 anni per insegnare una lingua a Flavio, no? Cioè, no. Poi a 18 anni non sceglie se parlare l'italiano o l'inglese, o non aspettiamo 18 anni, no? Per dire quali valori dobbiamo insegnare. Uno gli dà questo dono ovviamente spirituale, dei valori, della lingua, eccetera. Quindi con gli anni questo dono può crescere, speriamo che cresca, come essere allato, come è successo a me. Oggi parlo italiano molto, molto male rispetto a quando parlo lo spagnolo o l'inglese, poi la vita ci orienta. L'importante per noi cattolici è che il dono, con la trasmissione del dono della vita, si trasmette anche il dono della grazia. E che bellissimo oggi, ovviamente lo sapevamo, che le letture sono letture di questa domenica che si armonizzano con il battesimo. San Paolo, nella seconda lettura, dice una cosa bella, una frase molto forte, dice che il battesimo è come una capanna, no? Che bello, no? Quando usa questa parola, dice che il battesimo è una capanna, non dello Spirito, che poi con gli anni questa capanna raggiungerà la perfezione. E quando si compra una casa, quando si compra qualcosa, che cosa si fa? All'inizio uno dà la capanna, no? Si dice così, no? E perché dice, io questa casa, insomma, mi piace, la voglio comprare. San Paolo fa questo esempio, dice, lo Spirito Santo e il battesimo è così, è una capanna che si dà soprattutto a questi angeli, a questi bambini innocenti. Poi con gli anni, no, questa capanna raggiungerà la pienezza, raggiungerà una scelta motivata cristiana, quando Flavio riceverà poi con gli anni sacramento della Cresima e gli altri sacramenti. Questo patrimonio di amore della Chiesa, questo patrimonio di scambio di doni di grazia, che aiutano per noi che crediamo, no, a dar luce a Flavio, soprattutto poi, come abbiamo detto nel rito del battesimo all'inizio, diremo adesso che il ministero del battesimo, soprattutto ai genitori, a Vincenzo e Marco, anche il ruolo importante che hanno i padrini, no? Per esempio, io che ho girato il mondo, no? In alcune chiese, anche dove sto vivendo adesso, in Fiorentina, si attribuisce un valore importantissimo, no? Alla madrina o al padrino, perché non è solo una cornice così di amicizia, di affetto che fa parte della relazione, no, ma si dice proprio nel rito del battesimo in America Latina che la madrina o il padrino sono come il faro, no? Che devono orientare il battezzando, il crescimento a crescere, no? In questa capanna, come dice San Paolo, fino a che si raggiunge la pienezza. Quindi non è solo un ruolo così di amicizia, di affetto, ma è un ruolo di accompagnamento che voi dovete fare mattina con Marco e Vincenzo per Flavio, perché possa anche crescere bene nella fede e possa anche crescere bene nei valori cristiani. E questo, carissimi fratelli e sorelle, è quello che ci ha detto oggi la liturgia. Abbiamo cominciato con la orazione colletta, l'orazione che ci ha introdotto nella messa, dicendo al Signore che nella vita dobbiamo respingere tutto ciò che è contrario alla vita cristiana e dobbiamo cercare di dirci più a Dio. Che cosa significa questo concretamente? Gesù l'ha spiegato molto bene nel Vangelo, ha detto che dobbiamo distaccarci dalle cose del mondo. E Papa Francesco in Perù ha usato una frase molto bella, no? Che voi
messa conclusiva il 21 di gennaio davanti a milioni di persone a Lima, disse che il buon cristiano deve tenere i piedi nella terra, sulla terra, e il cuore deve stare sempre nel cielo. Un po' quello che ha detto Gesù nel Vangelo di oggi, cioè lo sappiamo bene, lo sapete voi, genitori, Vincenzo, noi nostri genitori, lo sappiamo tutti quanti noi che i piedi non devono stare per terra, non possiamo vivere di illusioni, non possiamo vivere solamente, i piedi devono stare sulla terra. Don Francesco lo dice sempre, attenzione, siate realisti, i piedi sempre per terra, il cuore deve stare sempre nel cielo, bello, no? Con il sole nella terra e con il sole nel cielo che nella terra, diceva il Signore, piedi sulla terra e il cuore nel cielo, bello. E questo che noi auguriamo oggi anche a Flavio, che con i genitori, con madre Vincenzo, con il padrino Mattina, possa veramente crescere con i piedi nella terra. Ancora non cammina, tra un poco camminerà, però il cuore poco a poco deve stare sempre nel cielo, e anche per tutti quanti noi, no? Per i tuoi genitori, Vincenzo, insomma, per la tua famiglia, anche per la nostra famiglia, sempre con questa allegria, con questa unità, con questa speranza di guardare sempre avanti e essere grati al Signore per questo secondo bambino, no? Questo secondo figlio che allieta e allegra la famiglia, no? E tutti quanti noi, guardando sempre avanti, con distacco, come dice la liturgia di oggi, tenendo questa caparra, questo dono dello Spirito e camminando sempre con i piedi sulla terra, e il cuore deve stare nel cielo. Amen. Bene, ora facciamo il battesimo. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai mandato nel mondo Tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dall'eterno nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera Flavio dal peccato originale e consacralo tempio della Tua gloria e dimora dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Flavio, io ti ungo con l'olio che è il segno della salvezza, ti fortifico con la sua potenza, Cristo Salvatore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo fatto la prima funzione per liberare Flavio dal peccato originale. E adesso sostituiamo oggi il credo, perché si fa il credo in una forma interrogativa con i genitori, Flavio, il padrino e la madrina. Cari genitori, padrino e madrina, Flavio che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova, rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù, che è la fede della Chiesa nel quale Flavio sta per essere battezzato. In piedi, rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Ed ora professione di fede. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Volete dunque che Flavio riceva il battesimo nella
insieme abbiamo pensato, Flavio, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora facciamo un'unzione anche con l'altro olio del crisma. Dio Onnipotente, Padre e Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato Flavio dal peccato, ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Ed ora diamo le vesti candida sul padrino. Flavio, sei diventato una nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi genitori, dal padrino e dalla madrina, portala sempre senza macchia per la vita eterna. Accendi la candela dal cielo pasquale. Ecco, adesso con questo già rito stiamo per concludere il battesimo. Ricevete la luce di Cristo, mettete tutti la mano, così, anche voi, così, così. Ecco, ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Flavio, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Bene, il Signore Gesù, che ha fatto udire i sordi e ha fatto parlare i muti, ci conceda, Flavio, di ascoltare presto la sua parola e di professare la sua fede all'ode e gloria di Dio Padre. Amen. Bene, continuiamo con la liturgia. Preghiamo, fratelli e sorelle,
cosa buona e giusta, proclamare le grandi opere e renderti grazie sempre, a nome di tutti, Dio Padre Potente ed Eterno, per Cristo Figlio nostro Signore. Egli, nascendo dalla Vergine Maria, ha inaugurato i tempi nuovi, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te Padre ci ha preparato il posto del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, che agli angeli e ai santi cantiamo senza fine, l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi nomi con la infusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi veramente la sua passione, prese il pane e grazie, lo spezzò e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per tutti. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compie di servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha avuto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, vescovo di questa Chiesa locale, Domenico, con me e conserva e tutto l'ordine sacerdotale. Ricorda che anche tutti i nostri fratelli, i nostri parenti,
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre potente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Bene, ora, cari fratelli e sorelle, recitiamo la preghiera del Padre nostro. Oggi la recitiamo con questa intenzione speciale, perché abbiamo celebrato il battesimo di Flavio, sia santificato il tuo nome. È una delle frasi più forti, più profonde della preghiera del Padre nostro, perché chiediamo al Signore di santificare il nome di Dio nella nostra vita, come ci diceva il Vangelo oggi, anche le letture, santificandolo con questo atteggiamento di distacco dalle cose del mondo, camminando con i piedi sulla terra e il cuore del cielo. E chiedendo al Signore di santificarlo ogni giorno della nostra vita, diciamo e preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e ci giudici in liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la tua pace, non guardare il nostro peccato, ma la fede della tua Chiesa, e donne di pace secondo la tua volontà, tu che vivrai e secoli e secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno. Pace.
Dio Onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica Vincenzo, il papà di questa bambina, insieme con la sua sposa, sia per Flavio il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio Onnipotente ci ha fatto rinascere alla vita nuova, dall'acqua dello Spirito Santo, benedica a voi tutti, al padrino, alla madrina e a tutti voi presenti, perché sempre e ovunque siate veramente del suo popolo, in Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Possiamo andare in pace, questa messa è finita. Prendiamo grazie. Venite, pure piccoli, grandi, voi avanti avanti. Portatevi tutti insieme. Tutti così e ci facciamo questa venite tutti, poi così sparate a Ci dobbiamo stringere. Possiamo fidare di devi fare sempre adesso. quasi. Anche le teste.